5 centimetri, il Mose domani verrà alzato per proteggere Venezia dall'acqua alta. Per la prima volta le 78 paratoie mobili dovrebbero alzarsi tutte insieme. E a Pellestrina è corsa contro il tempo per affrontare la previsione di alta marea di domani nell'isola. Rispetto a novembre scorso le rive sono state rialzate, ma resta ancora alta l'allerta. Test rapidi a scuola, la nuova ordinanza di Zaia con le novità. Se i compagni dell'alunno positivo sono negativi non sarà imposta la quarantena alla classe dai 7 anni in su. Lettera aperta sul bullismo del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, la riflessione anche alla luce degli ultimi avvenimenti di Campo Santa Margherita. L'ex mala del Brenta, Lino Maritan, 79 anni, finisce ai domiciliari con la condanna di 1 anno e 8 mesi. Una conoscenza extraconiugale con una 18enne di origine nordafricana residente a Milano si è rivelato un incubo per un uomo sposato residente nel Padovano. Fino al 31 dicembre sono entrate in vigore le limitazioni al traffico con lo stop ai veicoli 0 e 1 benzina e al riscaldamento con i limiti di 19 gradi più 2 di tolleranza per quello domestico. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano dunque l'allerta maltempo, l'allerta acqua alta. Quella di domani potrebbe essere un'altra giornata storica per Venezia e il Mose, seppur per una fase emergenziale, è pronto ad entrare in funzione e tutti attendono naturalmente con ansia l'esito. L'ultima previsione del centro maree conferma un picco massimo di 135 cm sabato verso le 12:05. Come annunciato dal commissario Elisabetta Spizzi, il Mose si attiverà per la prima volta in difesa della città. A quasi un anno dalla marea record che lo scorso 12 novembre ha devastato la città e a 54 da quel 4 novembre del 66. Le operazioni potrebbero iniziare verso le 8:30. In queste ore è anche in fase di predisposizione l'ordinanza della Capitaneria di Porto che da domani mattina, prima dell'avvio delle procedure di sollevamento, interdirà l'ingresso dal mare in laguna a navi e mercantili e vieterà l'avvicinamento alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia di qualsiasi natante da diporto. Si tratta comunque ancora di un test in fase di emergenza, perché il sistema sarà pronto e collaudato nei dettagli solo a dicembre 2021. A oggi sono state eseguite 3 prove di sollevamento completo. La prima lo scorso 10 luglio alla presenza del Premier Conte, l'ultima l'11 settembre, con un tempo di 50 minuti per alzare tutte le 78 paratoie nelle 3 bocche di porto. I test tuttavia si sono svolti con il bel tempo, senza alta marea, al massimo qualche increspatura della laguna, quindi la giornata di sabato sarà un vero e proprio test sul campo. Saranno allestiti anche 2 punti della protezione civile, uno a Piazzale Roma, uno nei pressi della stazione, per poter dare indicazioni utili a chi arriva. Intanto la massima di oggi si è fermata a 102 centimetri. Il vento di scirocco potrebbe influenzare non poco la massima in laguna per la tarda mattinata di domani. Dovremo monitorare la situazione fino al limite di 6 ore dall'evento, il tempo tecnico di chiusura delle bocche, ha spiegato il provveditore Zincone, perché poi la procedura non è modificabile. La macchina in città è già attivata. Oltre ai 2 organismi tecnici sono coinvolti il Consorzio Venezia Nuova che gestisce il Mose, il Comune, la Protezione Civile, la Prefettura, la Capitaneria di Porto per l'ordinanza di chiusura della laguna, il Centro Maree per l'allerta alla popolazione. E a Pellestrina è iniziata la corsa contro il tempo per affrontare la previsione di alta marea di domani. È probabile che questa notte in molti a Pellestrina non riusciranno a dormire sonni tranquilli. È ancora troppo fresco il ricordo e il racconto del 12 novembre tra chi ha perso tutto. E così l'alta marea, sostenuta e attesa per la giornata di sabato, mette tutti in allerta. La preoccupazione per l'acqua alta prevista per la giornata di domani è sicuramente alta. I lavori che sono stati fatti e che sono in via di completamento sono sicuramente dei lavori importanti, sono dei lavori che metteranno Pellestrina in sicurezza, si presume in maniera definitiva. Sono stati finanziati con i soldi del governo Conte e eseguiti da Insora per conto del Comune. Rispetto a novembre le rive sono state rialzate, manca ancora un piccolo tratto di nuovo marginamento nel sestiere Scarpa nella zona dell'ex cantiere navale De Poli.
Per questo la giornata di vigilia è stata scandita da una corsa contro il tempo per tentare di completare gli ultimi lavori. Oltre alle pompe idrovore sono arrivati per emergenza anche 2 tir carichi di sabbia per arginare, in caso di bisogno, l'entrata della laguna oltre le rive. Lo stato d'animo degli abitanti è un misto di curiosità e anche di apprensione, curiosità per capire come effettivamente andrà a finire e anche se il Mose finalmente riuscirà a metterci al riparo dall'acqua, ma di apprensione anche perché evidentemente il ricordo di quanto successo il 12 novembre dello scorso anno è ancora molto vivo. Per Pellestrina dunque si tratterà di un test doppio, oltre all'entrata in funzione delle paratoie del Mose, per la prima volta per uno stato di necessità, anche una verifica sull'efficacia dei lavori fatti per l'innalzamento delle rive. Nessun abitante di Pellestrina avrebbe voglia in alcun modo di ripetere quella spiacevole esperienza, per cui ci auguriamo che tutto vada per il meglio, incrociamo le dita e che ci siano pronte comunque delle squadre di emergenza di Insola pronte ad intervenire in caso di necessità. Apriamo la pagina dedicata all'emergenza coronavirus dando subito un'occhiata al report di Azienda Zero per quanto riguarda i positivi nella nostra regione e nel veneziano in particolare. Complessivamente in Veneto nelle ultime 24 ore si registrano 236 positivi, 100 rispetto al report della mattinata. In provincia di Venezia i positivi rispetto al bollettino di questa mattina sono 12, nelle 24 ore si registrano 38 positività in più. E oggi il governatore Zaia, facendo il punto della situazione, ha anche presentato la nuova ordinanza regionale che interviene nella gestione di un eventuale caso positivo all'interno dell'ambiente scolastico. Io oggi firmo un'ordinanza. Nell'ordinanza tocchiamo misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza. Un'ordinanza che introduce un protocollo operativo per la gestione di un caso di positività nelle aule scolastiche e che prevede come primo passo la compilazione da parte dei genitori di un modulo di autorizzazione per permettere ai sanitari di effettuare il tampone rapido direttamente in classe. Noi entriamo con il personale qualificato, nel momento in cui c'è un positivo, cosa succede? Succede che si va lì in classe a fare la campagna di test rapidi. Il protocollo prevede nuove linee guida in caso di una positività. Che prevedono che non si va più in isolamento fiduciario di 14 giorni di tutta la classe, ma bensì a tampone negativo si continua ad andare in classe. Le linee guida prevedono una distinzione tra fasce d'età. Per i più piccoli, fino ai 6 anni, in caso di una positività, tutta la classe verrà sottoposta a tampone e messa in quarantena. Dalla seconda elementare in su, invece, verrà fatta una valutazione delle misure di sicurezza adottate dalla scuola e nel caso i compagni di uno studente positivo risultino al tampone tutti negativi, potranno continuare le lezioni in presenza, ma con delle accortezze. Mantengono anche in condizione statica la mascherina, quindi mentre seguono la lezione. 2. Vengono evitate tutte quelle attività che possono essere in comune. Precauzioni che andranno adottate anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Nei 14 giorni successivi i genitori dovranno segnalare sintomi sospetti, i ragazzi dovranno misurare la temperatura che dovrà essere poi registrata dall'insegnante. Non potranno frequentare palestre, piscine o feste. Nell'ordinanza si chiarisce poi che il genitore di un bambino contatto di un positivo non dovrà rimanere in quarantena. Altro importante aspetto introdotto dal nuovo provvedimento regionale riguarda la riammissione in classe in caso di assenza di uno studente non sospetto Covid. Abbiamo cercato di togliere dalle scatole tutti questi certificati che giravano, che accompagnavano questi ragazzi per uscire, stare a casa, tornare a scuola. Il soggetto col semplice raffreddore, non accompagnato da febbre, senza vomito, senza diarrea, non ha bisogno di stare a casa, quindi il naso che cola da solo non ha bisogno di stare a casa, o perlomeno se ha bisogno di stare a casa non deve essere considerato un sospetto Covid, quindi rientra a scuola solo con la giustificazione. Abbiamo eliminato il discorso dell'autodichiarazione. L'ordinanza in vigore da domani, con i tempi tecnici necessari però per attuare i vari provvedimenti, prevede anche il coinvolgimento dei medici di base. Diamo gratuitamente i test rapidi a tutti i medici, pediatri di base, medici di base che vogliono far parte della squadra. Misure che arrivano in un momento in cui la curva dell'epidemia torna a salire. Da lunedì iniziano tutte le mattine le riunioni che facevamo durante il Covid del coordinamento nazionale
con il dottor Borrelli. E su una eventuale reintroduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto, il governatore dice: non escludo che si possa passare anche a una fase successiva. Ad oggi no. E durante questo punto stampa è stato presentato il nuovo test rapido antigenico che il Veneto, primo in Italia, inizierà a sperimentare, e pensato soprattutto per non traumatizzare i più piccoli. Non si deve più infilare il campione a livello rinofaringeo, ma è sufficiente andare sulla fossa nasale. Eccolo il nuovo test rapido antigenico presentato per la prima volta dal Veneto, meno invasivo del tampone rapido e con una elevata sensibilità. A testarlo davanti ai giornalisti lo stesso governatore Zaia in modalità di autosomministrazione. Adesso fa così. Viene stemperato in una provetta, vedete, viene liberato l'ipotetico antigene. L'ipotetico antigene viene prima estratto dalla sostanza che è contenuta nella provetta e poi stabilizzato, e questo test poi viene messo in un microchip. Ecco, hai già messo la goccia, quindi viene chiuso lo strumento e da questo momento parte il test e ci vogliono 10 minuti. Un test pensato soprattutto per non traumatizzare i più piccoli. I bimbi, cioè è come mettersi le dita nel naso, non bisogna farlo, soprattutto in periodo di Covid, però non ha più l'invasività di 12 cm, 10-12 cm di tampone. Questa strumentazione verrà posizionata nei prossimi giorni nei pronto soccorsi veneti, ma l'obiettivo da raggiungere è già all'orizzonte. Noi stiamo pensando di arrivare all'autosomministrazione. Quando vengono fatti i test in autosomministrazione ci sia un sistema, un'app che si colleghi con la regione e che quindi vengano rilevate le positività. La Regione intende utilizzare questi test rapidi antigenici nelle scuole di ogni ordine e grado in caso di positività di uno studente, ma al momento nelle classi si partirà con i tamponi rapidi. Partiremo con i test rapidi a Saponetta e man mano che la gara va avanti e verrà giudicata noi passeremo a questi test. E nel frattempo arriva anche il risultato del test. Abbiamo il risultato nel frattempo e fortunatamente il risultato è negativo. Voltiamo pagina. Monsignor Francesco Moraglia scrive di suo pugno una lettera per affrontare il problema delle baby gang in Campo Santa Margherita, Venezia. Secondo il patriarca, gli episodi che sono capitati nei giorni scorsi interrogano anche il mondo degli adulti. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha voluto scrivere una lettera di suo pugno per aprire il dibattito in città sulla vita e i comportamenti dei giovani. Una riflessione più che mai urgente anche alla luce degli ultimi episodi di bullismo capitati in Campo Santa Margherita nei giorni scorsi. Ai nostri microfoni, Monsignor Moraglia avverte l'esigenza di aprire un dibattito senza pregiudizi o preclusioni. Sono convinto che sia importante suscitare un dibattito condiviso circa i nostri giovani. Gli avvenimenti recenti in Italia, ma anche qui a Venezia, in Campo Santa Margherita, ci fanno riflettere su una generazione che ha rinunciato a crescere. Gli adulti non si possono sentire esenti da ogni ragionamento, anzi. Una generazione che forse risente anche di mancanza di testimoni, una generazione che ci chiede aiuto esprimendo una violenza che forse dice tante problematiche che noi riusciamo solo a intuire. Importanti i punti di riferimento, anzitutto, dice il patriarca, la famiglia. Noi adulti dobbiamo prendere per mano i nostri adolescenti e con loro crescere verso una società che sia capace di diritti e di doveri e nello stesso tempo riscopra l'importanza delle relazioni umane, incominciando da quelle familiari.
Da ieri e fino al 31 dicembre sono entrate in vigore anche sul territorio comunale di Venezia le limitazioni al traffico e sottoscritte dalla Regione Veneto. Per quanto riguarda la circolazione, nel livello di allerta 0 verde dalle 8:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì feriali è vietata la circolazione per i veicoli sia privati che commerciali Euro 0 e 1 benzina e quelli privati e commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3. Restano confermati i limiti di 19 gradi più 2 di tolleranza per il riscaldamento domestico e i divieti di combustioni all'aperto, falò, fuochi artificiali e espandimento dei liquami zootecnici. Per il periodo dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 vengono sospese le citate limitazioni al traffico, vengono riattivate solo ed esclusivamente in caso di livello di allerta rosso dal 27 al 31 dicembre naturalmente di quest'anno. La cronaca adesso ha tentato di estorcere denaro ad un uomo sposato ma non è riuscita nell'intento e così una 18enne è stata arrestata. Una conoscenza extraconiugale con una 18enne di origine nordafricana si è rivelata un incubo per un uomo sposato residente nel Padovano. I due si sono conosciuti attraverso un portale di compravendite, ma i contatti successivi avvenivano su WhatsApp. La conoscenza virtuale era nata come occasione per la ragazza residente a Milano di estorcere denaro all'uomo, che non sembrava contrario a dare un compenso in denaro per trascorrere del tempo insieme, almeno all'inizio, perché dopo aver contrattato sul prezzo si sarebbe pentito spiegando di non voler più continuare. A quel punto lei l'ha minacciato di rivelare il contenuto delle chat amorose alla moglie se non le avesse versato 1.000 euro. Così il padovano, per non compromettere il matrimonio, ha consegnato la prima busta col denaro all'interno di un cestino come da richiesta della ragazza, che nei giorni seguenti ha continuato comunque a farsi viva tra messaggi d'amore e ulteriori minacce. Il suo obiettivo era avere altri soldi e le telefonate frequenti anche nei momenti di vita familiare hanno spinto l'uomo a contattare i carabinieri. Così, alla seconda richiesta di denaro, è scattata la trappola dei militari. L'uomo ha lasciato nuovamente la busta col denaro nel cestino e quando la ragazza è andata a prenderla si è ritrovata con le manette. I successivi controlli hanno permesso ai carabinieri di verificare come la 18enne con la prima tranche del denaro avesse effettuato un pagamento elettronico per l'acquisto di una patente di guida. È stata arrestata per estorsione aggravata e posta agli arresti domiciliari. Lino Marittan, 79 anni, ex mala del Brenta, fratello di Silvano, attualmente detenuto per omicidio, dovrà scontare in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione 1 anno, 8 mesi e 9 giorni di reclusione. A notificargli l'ordine i carabinieri di San Donà di Piave su disposizione della Procura di Venezia. La condanna era stata patteggiata nel 2014 nell'ambito dell'indagine Lacchi condotta dal nucleo del comando provinciale dei carabinieri di Venezia per acquisto, trasporto e smercio nel settembre 2012 di 1 chilo di cocaina acquistata nel milanese per la cifra di 40.000 euro. L'operazione portò all'arresto di 13 persone facenti parte o fiancheggiatori di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti che raggiungeva tutte le piazze venete e che acquistava la droga da cittadini calabresi che orbitavano nel territorio milanese. Le indagini stabilirono che a finanziare i traffici fossero proprio i Marittan, considerati a capo della piramide. E adesso un incendio che ha interessato una gru a Porto Marghera. Principio di incendio di una gru portuale in via del Commercio al Molo A di Porto Marghera. Tanta la paura per l'odore acre diffusosi nell'immediatezza. Il fatto questa mattina verso le 9:30, immediata la chiamata e l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 10 operatori. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza subito la zona. In breve tempo hanno provveduto a ultimare lo spegnimento delle fiamme, iniziato dagli operatori portuali e limitato al motore della gru. Le operazioni dei vigili del fuoco di completa estinzione e messa in sicurezza della gru sono terminate dopo circa 2 ore.
Cambiamo argomento, il futuro dell'Europa, diritti e cittadinanza europea. Oggi a Venezia si è tenuto il primo dei 4 incontri del ciclo Caffè Europa nello storico Caffè Florian in piazza San Marco. Noi abbiamo incontrato il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. Focalizzarsi sulla vera sfida che bisogna andare ad assolvere, ovvero spendere velocemente e bene le risorse che l'Europa ci mette a disposizione, a partire appunto dal Next Generation EU, e quindi la priorità è senz'altro licenziare entro fine ottobre il piano nazionale delle riforme, che dovrà essere sottoposto all'approvazione di Bruxelles per far sì che arrivi subito ossigeno e subito forza. Il vicepresidente del Parlamento europeo, l'italiano Fabio Massimo Castaldo, esponente del Movimento 5 Stelle, sbarca in visita a Venezia e detta subito la sua ricetta di ripartenza dell'Italia post-pandemia. Credo che il governo italiano abbia saputo reagire davvero con capacità e determinazione, soprattutto nella persona del Presidente Conte, di fronte a una sfida che ci ha visti essere i primi veramente colpiti all'interno del continente. Abbiamo saputo divenire, nonostante le difficoltà, un modello di misure anche per gli altri paesi, questo l'ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità in modo appunto molto evidente. Da ultimo il parlamentare non risparmia una decisa bordata contro il segretario della Lega Matteo Salvini. Si fa fatica a dire effettivamente che abbia operato, perché non lo si vedeva mai all'interno della Commissione Commercio Internazionale. Le sue presenze erano sporadiche, per non dire quasi evanescenti, lo si vedeva ogni tanto fare qualche intervento in plenaria censurando magari un'iniziativa rispetto all'altra. Io rispetto il diritto di critica di tutti, però per criticare bisogna prima operare, per operare bisogna essere presenti nelle commissioni, questo lui senz'altro non l'ha fatto. E adesso al Teatro La Fenice di Venezia, che apre l'inizio del mese di ottobre con il ritorno del Trovatore di Giuseppe Verdi. Il Trovatore, uno dei 3 grandi capolavori di Giuseppe Verdi, assieme a Rigoletto e La Traviata, fa parte della cosiddetta trilogia popolare, con i quali Verdi raggiunse la piena maturità artistica e fu riconosciuto come il massimo compositore italiano dell'Ottocento. E proprio il Trovatore apre l'inizio del mese di ottobre alla Fenice, con un cast d'eccezione. Sarà Daniele Callegari a dirigere l'orchestra e il coro del teatro, per lui grande l'emozione. La gioia è doppia, anche perché le difficoltà per affrontare questa produzione sono enormi, legate ovviamente ai protocolli Covid che impongono determinate distanze, determinati ingressi, tutto deve essere ovviamente calibrato per mantenere la sicurezza di tutti. Il Trovatore, ambientato nella Spagna quattrocentesca, narra la rivalità politica e amorosa in una trama intricata e drammatica tra il potente conte di Luna e il Trovatore Manrico, figlia di Azucena, innamorati entrambi di Leonora, dama della regina d'Aragona. Mi farà solo piacere vedere il pubblico seduto in sala, ben distanziato e è pronto a ritornare a godere di questa meraviglia. Con queste immagini termina questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Maltempo in intensificazione. Nel corso del weekend una forte perturbazione colpirà il nostro territorio. Nel dettaglio la situazione di sabato 3 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo spiccatamente instabile, con cielo molto nuvoloso e con temporali estesi e discontinui. Attenzione a possibili fenomeni intensi, quantitativi di pioggia consistenti, specie sulle zone montane e pedemontane. Venti a tratti forti in quota e sulla costa.
Temperature minime fino a 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà tutto sommato simile, con precipitazioni abbondanti e con rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, massime invece sui 21-23 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, condizioni fortemente perturbate con piogge diffuse. Temperature minime sui 9 gradi, massime sui 18-19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.